La pressione sul Covid Hospital di Jesolo si sta un po' allentando, non dobbiamo certamente dire che sta andando bene, ma sta andando meglio di come era qualche settimana fa. Sia per quanto riguarda i posti letto della terapia intensiva, sia per quanto riguarda i posti letto per la semi-intensiva e gli infettivi. I pazienti ricoverati in area non critica sono una quarantina, quelli in terapia intensiva 14. Segnali incoraggianti, ma che non devono far abbassare la guardia, quelli che arrivano dall'azienda sanitaria del Veneto orientale. Lo ripete più volte in videoconferenza il direttore generale Carlo Bramezza. La battaglia contro il coronavirus continua, con un'attenzione particolare alle case di riposo. E ieri abbiamo iniziato a usare i kit sul personale, scusate, su tutti gli ospiti e stamattina abbiamo finito con tutto il personale, 76 ospiti e 78 operatori della casa di riposo di Caorle, la Domoschetta. Di tutti questi gli ospiti sono tutti 76 negativi. Nel giro di questa settimana saranno monitorati tutti gli ospiti e tutto il personale delle 12 case di riposo sul territorio di competenza dell'US 4 Veneto orientale. Intanto i primi segnali che arrivano da Caorle sono confortanti, così come lo sono le notizie che arrivano da Portogruaro. La casa di riposo Francescon, che ha avuto nelle settimane scorse il problema più importante con gli ospiti del nucleo demenza, alcuni ospiti del nucleo demenza affetti dal virus. La situazione, loro hanno subito messo, diciamo così, in isolamento questi ospiti, li hanno anche ben curati e ad oggi quasi tutti sono asintomatici, cioè hanno superato la fase, diciamo così, della malattia, del virus.